Benvenuto nel canale Azo Twisted. Se sei nuovo qui, vorrei chiederti di mettere mi piace a questo video in modo da rimanere sempre aggiornato sulle novità del nostro club preferito. Forza Napoli! Nonostante una situazione che può lentamente sanarsi, l'addio di Osimhen a gennaio non è da sottovalutare. Il caso sui social che ha come protagonista Victor Osimhen ha scosso il mondo del Napoli la settimana scorsa. Un video su TikTok in cui il Napoli scherzava sul rigore sbagliato del nigeriano contro il Bologna ha suscitato le ire dell'attaccante e del suo entourage. Con le pubbliche scuse e l'apprezzamento della società, sembra che le acque si stiano calmando e che la pace si stia muovendo tra le parti. Osimhen è andato a segno anche nella clamorosa vittoria per 4-1 sull'Udinese, segno che, nonostante gli attriti con la società, si sta comportando da professionista, svolgendo il suo ruolo come ha sempre saputo fare, segnare gol. La cessione di Victor Osimhen nella finestra di mercato invernale è tutt'altro che scontata. Anche se si va verso la pace tra il nigeriano e il club, il rinnovo contrattuale si presenta come una strada in salita. La dirigenza proverà a discutere un eventuale prolungamento, ma la sensazione è che Osimhen voglia andare altrove in cerca di nuove esperienze. Secondo la Gazzetta dello Sport, all'ADL basteranno dai 5 ai 6 milioni per ottenere una plusvalenza con l'attaccante acquistato 4 stagioni fa dal Lille. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, però, è più realistico ipotizzare che il presidente chiederà una somma superiore ai 100 milioni di euro a chiunque voglia acquistarlo. Ditemi napoletani? Perderemo la nostra stella la prossima estate? Oppure no? Lascia il tuo commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli!